Come si fa un cestino, sarà più una dimostrazione che un tutorial, quindi sarà un video dimostrativo, quindi non parlerò tanto. E se vi piacciono i miei video mettete like e seguitemi. Allora, iniziamo con 7 bastoncini alla base. Oggi mi sono messo qui all'aria aperta. Questo è l'intreccio a 3. Siamo giunti qua agli ultimi giri del fondo. Sarà abbastanza piccolo. Ecco qui, ci fermiamo qui. Mettiamo la fascetta per bloccare. Ora lo puliamo. E inseriamo i montanti.
e poi fare la treccia della base. Ora andiamo a inserire i nostri montanti. Ovviamente ne troveremo 14, se siamo partiti 7 con la base ne troveremo 14. Andiamo ad alzarli. Andiamo a mettere una fascettina qui. Io non uso nessun tipo di forma, la forma la faccio io. Ora andiamo a realizzare la treccia di sotto. Allora, ora realizziamo la nostra treccia di sotto. Quindi abbiamo i nostri 3 tessitori e continuiamo.
facciamo 2 giri qui e siamo arrivati qua al secondo giro. Ora andiamo a fissare il nostro cesto al tavolo e proseguiamo con la canna. Ora andiamo a continuare con la canna, sempre un intreccio a 3. Prepariamo il nostro cesto allargandolo un po'. Faccio 3 giri e poi inserisco un'altra serie di montanti. Con qui siamo a 3 giri, ora inserisco una serie di montanti. Al solito facciamo la punta e si inseriscono.
Allora, qui ho completato i 3 giri, i giri di canna. Ora qua facciamo un giro col vimini per chiudere, per poi andare ad aggiungere un altro montante per poi per la chiusura. Ecco qui, iniziamo da qui. 1, 2 e 3. Andiamo a fare il nostro giro di solo vimini. Qui andiamo a tagliare la canna in maniera che rimane incastonata sotto. Andiamo a chiuderlo in questo modo. Andiamo a ripulire tutto. E andiamo ad aggiungere un altro montante. Quindi saranno 3 i montanti per il nostro cestino. Ecco qua. Ora andiamo a smontare il nostro cestino e andiamo a girare il vimini e vi faccio vedere come si fa. Andiamo a utilizzare il nostro strumento. Così. Andiamo a prendere, giusto, mi sono dimenticato di mettere il montante. Ad aggiungere. Accorcio un po' le punte uguali e le andiamo a inserire qua. E questo è il nostro primo archetto. Andiamo a proseguire. Uno dietro l'altro, andiamo a tagliare le solite punte e le inseriamo.
c'è l'ultimo, tiriamo un po' indietro questo che deve passare da qua dietro. Andiamo a inserire il nostro, tagliamo le punte, andiamo a farlo passare da qui. Eccoci qua, questo è il nostro cesto. Ora andiamo a vedere se più o meno siamo alla stessa altezza. Gli tiriamo un po' la raddrizzata. Ecco qui. E andiamo a concludere con la treccia di chiusura. La treccia di chiusura, noi ci dobbiamo procurare 3 pezzettini di legno. Che ci serviranno per iniziare il cesto. Allora, iniziamo con inserendo quello più grosso, che poi ci darà lo spazio per inserire gli altri. Quindi ecco qui, facciamo la chiusura. Ecco qui. Ecco qui. Oh. Facciamo la pulizia e abbiamo
Questa è la nostra treccia. Questo è il nostro cestino.